Ci troviamo in questo vespro nella solennità dell'Annunciazione del Signore per celebrare la Santa Messa nel terzo appuntamento dal Santuario della Madonna della Salute in Costa di Vittorio Veneto. Accogliamo il celebrante, Monsignor Michele Favret, con il canto Noi canteremo gloria a te. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita. La tua parola venne a noi, annuncio del tuo dono, la tua promessa porterà salvezza e perdono. Dio si è fatto come noi, è nato da Maria, egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Sorelle e fratelli, in questi giorni di grave emergenza sanitaria, più volte ci rivolgiamo nella preghiera al Signore e alla Vergine Maria. Bussiamo alle porte del cuore della misericordia di Dio. Ancora una volta siamo saliti a questo santuario dedicato alla Madonna della Salute per questa iniziativa diocesana che coinvolge le parrocchie della città di Vittorio Veneto, per invocare per l'intercessione di Maria Vergine, salute degli infermi, il dono della salute, della salvezza. In questo giorno in cui contempliamo il sì di Maria e il sì del Signore, vogliamo accogliere la grazia che questi santi misteri ci donano. E prima di tutto, con umiltà, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che continui a visitarci con la grazia del tuo Spirito, abbi pietà di noi. Signore, che sei la speranza dei peccatori, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi.
propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola. Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola.
nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Eccomi, Signore, si compie in me la tua parola. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Eccomi, Signore, si compie in me la tua parola. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Eccomi, Signore, si compie in me la tua parola. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge», soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'opera del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle che ci seguite attraverso la trasmissione televisiva della Tenda TV. La scena che abbiamo ascoltato si svolse nella dimora a Nazareth di Maria, quella santa casa che ancora oggi viene venerata a Loreto. In quella scena 2 presenze: Maria nella sua casa e l'angelo che arriva dal cielo mandato da Dio. Mi sembra di rivivere in questo momento quella familiarità, quella semplicità, quella povertà di persone, per così dire, che caratterizzò quel momento che segnò l'ingresso del Figlio di Dio nel mondo degli uomini. Si fece carne nel grembo di Maria, l'angelo e Maria, celebrando questa Santa Eucaristia. Non siamo tanti di più qui presenti presso il santuario, eppure è reale e sperimento che qui è presente tutta compatta la comunità dei credenti, la comunità cristiana, e non solo quelli che si uniscono alla nostra preghiera attraverso gli schermi televisivi o di altri mezzi di comunicazione, ma davvero per il mistero del sacramento del battesimo è tutta la Chiesa e l'umanità intera che è presente qui, che accoglie il frutto del grembo di Maria, il Signore Gesù, che si fa ostia per noi, per la nostra salvezza. Anche quest'anno, durante il nostro cammino quaresimale, ci fermiamo un attimo a contemplare Maria, la Madre di Gesù. In queste settimane di una quaresima molto particolare, abbiamo incontrato Gesù che dopo il battesimo da Giovanni il Battista nel deserto viene tentato e vince le tentazioni. Poi siamo stati condotti sul monte Tabor, dove lo abbiamo contemplato trasfigurato e presentato da Dio Padre come il Figlio amato. Tra non pochi giorni lo vedremo su un altro monte, il Calvario, dove il Figlio amato sarà consegnato per amore nostro. Ma non possiamo contemplare il Figlio, non possiamo seguire le orme del Figlio senza incontrare la Madre. Avevamo bisogno di fermarci a guardare la Madre che, come in tutte le famiglie,
ci mostra la via per incontrare il Figlio. È lei, Maria di Nazaret, che ci ha dato Gesù, e sarà lei sul Calvario a diventare anche la madre nostra. Solo le madri, infatti, sanno stare accanto alla croce, e solo le madri sanno dire sì alla vita con amore fecondo. Nel Vangelo di quest'oggi, Maria di Nazaret ci indica la via per arrivare a conoscere Gesù. Saper dire sì alla volontà di Dio e ai suoi progetti che sempre ci superano e talora ci sconvolgono. Per provare ad entrare nel mistero che celebriamo oggi, quello dell'Annunciazione del Signore, possiamo fermarci un attimo e pensare a come spesso viviamo la nostra esperienza di fede. Noi, in genere, vogliamo avere in mano la nostra vita e cerchiamo, da bravi cristiani, di viverla secondo la volontà del Signore. Quando siamo bravi cristiani per le piccole e grandi scelte che si presentano, prima preghiamo, poi magari ci confrontiamo con la parola di Dio, cerchiamo di capire qual è la volontà del Signore, chiediamo aiuto a qualche persona saggia, decidiamo e infine ci sforziamo di essere fedeli e coerenti. Noi insomma facciamo tante cose più o meno buone e poi chiediamo al Signore che in qualche modo dia il suo consenso. Il Vangelo di questo giorno ci dice che l'esperienza della fede è un'altra cosa. La Vergine Maria ne è il modello. Maria riceve l'annuncio dell'angelo e improvvisamente si trova dentro di sé una vita nuova che è Gesù. Lei stessa non sa bene come, è turbata, non capisce molto, ma ha accettato ugualmente di accogliere una vita nuova dentro di sé che ha dato un nuovo senso e un nuovo orientamento a tutta la sua esistenza e non solo. Questo accade anche a noi credenti. La vita di Dio in noi è una vita nuova che abbiamo dentro. Non sappiamo bene neanche noi in come, ma sappiamo che abbiamo dentro una presenza che ci sostiene e ci accompagna anche in frangenti come questi, in cui la paura ci mette alle corde. Questa presenza ci rende creature nuove, ci dà una nuova vita, ci fa essere diversi. La vita di Dio in noi è una vita impossibile da comprendere secondo i criteri umani. Come è possibile? Chiede anche la Vergine Maria. Maria ha ben chiaro che questa novità non può accadere in lei umanamente, naturalmente. Non è frutto dei nostri sforzi, della nostra bravura e capacità. È qualche cosa di oltre, che viene fuori di noi. Infatti non avviene se non per grazia, perché il Signore sceglie liberamente di abolire la distanza tra il cielo e la terra. Sceglie di farsi vicino, intimo, di unire a sé la nostra vita. Grazia è un sinonimo di amore e questo suo modo di farsi vicino è il suo modo di amarci, ciascuno personalmente. Continuiamo allora questa celebrazione onorando la Vergine Maria
invocandola fortemente, con passione, perché ci liberi dal male che ci aggredisce, ma anche sentiamo dentro di noi che quel Figlio di Dio è venuto per essere sempre con noi. Professiamo ora la nostra fede, genufletteremo alle parole che ricordano il mistero dell'incarnazione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In questa solennità dell'annunciazione del Signore, con fiducia eleviamo a Dio Padre, per intercessione di Maria, salute degli infermi e aiuto dei cristiani, la nostra fiduciosa preghiera in questo difficile momento. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa di Dio, nonostante l'impossibilità a partecipare alla liturgia, ogni battezzato in questo tempo difficile tenga accesa la lampada della fede, alimentandola con la preghiera personale e familiare. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Tanti giovani e ragazze rispondano con generosità sull'esempio di Maria alla chiamata di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutte le persone ammalate, specialmente per gli affetti da coronavirus, il Signore li aiuti a portare la croce e ad affrontare il calvario della malattia, sempre con la speranza della guarigione nel tempo e della salvezza nell'eternità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i familiari che condividono le sofferenze dei malati e per quanti piangono la scomparsa di una persona cara. La Madonna della Salute, che ha partecipato alle sofferenze del suo Figlio, li consoli e li aiuti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero, che soprattutto in questi giorni si prendono cura in modo eroico dei pazienti, e per gli scienziati e i ricercatori che si impegnano per scoprire nuove cure ed alleviare le sofferenze dei fratelli. Il Signore ricompensi in questa vita e nell'eternità quanti fanno del bene al prossimo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per i danni morali ed economici che questa epidemia sta provocando, perché il Signore ispiri le scelte dei governanti in questo momento delicato per il nostro popolo e a tutti dia la forza per ripartire una volta passata la tempesta. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. È penoso e commovente in questi giorni vedere l'impossibilità di garantire un funerale, un decoroso momento di saluto alle tante vittime che gli ospedali faticano a contenere. Preghiamo per quanti sono morti in questi giorni, in maniera particolare tra i sacerdoti e i consacrati, possano sperimentare nel paradiso quella promessa di pienezza di vita che il Signore ha donato a tutti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio onnipotente e misericordioso, le preghiere del tuo popolo, che con fiducia si affida a te in quest'ora drammatica. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, o stella del mare, Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre Maria, porta felice del cielo, l'Ave del messo celeste, reca l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace, spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. Mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera, Cristo l'accolga benigno, Lui che si è fatto tuo Figlio. Vergine santa fra tutte, dolce Regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Pregate, sorelle e fratelli, perché questo sacrificio mio e vostro sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per le nostre e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo, celebrando l'incarnazione del tuo unico Figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. All'annunzio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova, che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero
esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della Beata Passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua Maestà Divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come il Signore Gesù ci ha insegnato, osiamo pregare dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Cristo mi custodisca per la vita eterna. Per coloro che ci ascoltano attraverso le frequenze della Tenda TV, proponiamo la comunione spirituale secondo le parole di San Giovanni Bosco, che diceva: se non potete comunicarvi sacramentalmente, fate almeno la comunione spirituale, che consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Al termine di questa celebrazione, prima di ricevere la benedizione, ci rivolgiamo alla Vergine Maria con le parole della preghiera composta dal nostro Vescovo Corrado. O Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, noi ti invochiamo in questo Tempio con il consolante titolo di salute degli infermi. Tu conosci ciò che appesantisce in questo momento il nostro cuore.
Vedi la nostra apprensione per la minaccia che sta spegnendo la gioia e turbando gli animi della nostra gente. Il contagio, cioè, che propaga infermità e morte nei nostri paesi e nelle nostre regioni. Ricorriamo a te, che sempre ti sei mostrata provvida madre e che anche in passato hai soccorso i tuoi figli nelle calamità, preservandoli dalla peste e da altre malattie. Anche in questo difficile momento intercedi grazia per noi presso il tuo Figlio. O Vergine Maria, salute degli infermi, aiutaci ad affrontare con fede la prova e il timore del momento presente. Liberaci dal morbo che ci sta minacciando, guarisci i malati e consola chi è nella prova e nella sofferenza. Assisti gli operatori sanitari nella loro missione, illumina i nostri governanti, lenisci il dolore dei tuoi figli che in questi giorni di Quaresima non possono celebrare insieme i santi misteri. O Vergine Maria, salute degli infermi, siamo qui ad invocarti, facendoci voce anche di tutti i nostri fratelli e sorelle. Siamo certi che tante persone ti invocano dalle proprie case. Intercedi per tutti la grazia della consolazione e della speranza. O Vergine Maria, salute degli infermi, accogli le nostre preghiere, accompagna i nostri passi, rendi sicuri i nostri giorni. Volgi il tuo sguardo materno su questo popolo che confida nella tua protezione e con tutto il cuore si affida a te. Accogli, o Maria, la nostra promessa e il nostro impegno di venire qui in devota processione cittadina quando sarà passato il tempo della prova, per dirti il nostro grazie ed esprimerti il nostro amore filiale. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Riceviamo ora la benedizione per poter camminare in questo tempo quaresimale con la forza di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Annunciazione, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Grazie a Dio. Che pia la squilla fedel, le note cinvia dell'ave del ciel. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave,
solleva il tuo onor, consola chi soffre nel corpo e nel cuore.